tutti una storia. Ottimo, buongiorno carissima Chiesa, buongiorno ai fedelissimi che sono qui presenti stamattina. Noterete oggi un numero un pochino più ristretto del solito. Salutiamo con molto amore le nostre coppie che sono su all'incontro delle coppie. Ho ricevuto delle foto, mi hanno detto che si stanno divertendo un sacco, c'è tantissima neve, fa tanto freddo, però sono lì nella presenza del Signore insieme e questo è ciò che conta. Perciò io vorrei iniziare il culto leggendo un pezzo del testo che abbiamo letto ieri sera all'incontro dei giovani, perché abbiamo festeggiato il culto del ringraziamento e mi è sempre piaciuto quest'ottica, entrare in un'atmosfera di ringraziamento, soprattutto quando stiamo arrivando a quella che è praticamente la fine dell'anno. E il testo, probabilmente lo conoscete, è in Prima Tessalonicesi capitolo 5, dal versetto 16, in cui sta scritto: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. E quello che mi piace tanto di questo testo è che utilizza i verbi all'imperativo. È un ordine, senza se, senza ma. Pregate sempre, siate sempre gioiosi e di nuovo rendete sempre grazie. E questa è una qualità sulla quale secondo me molti di noi dovrebbero impegnarsi di più, io in primis, perché riconosco nella mia vita ricevo così tanto ma ringrazio così poco. Perciò vorrei iniziare questo culto proprio ringraziando il Signore per tutto quello che ha fatto, non solo quest'anno, non solo dentro questa chiesa, ma durante tutte le nostre vite e lì fuori. Preghiamo insieme. Ti ringraziamo, Padre, per questa domenica, ti ringraziamo per questo luogo di culto, ti ringraziamo per il nostro convegno delle coppie in corso, ti ringraziamo, Padre, per la lode che ti possiamo dare, per la parola che possiamo leggere. Ti ringraziamo, Padre, per tutti i nostri amici, tutti i nostri fratelli, tutti i nostri parenti che tu hai potuto accudire durante tutte le loro vite. Ti ringraziamo, Padre, per quello che ci dai ogni giorno, per i nostri lavori. Ti ringraziamo anche per le nostre difficoltà, per quello che tu ci poni davanti, perché riconosciamo che è nella tua buona, perfetta volontà che noi vogliamo seguire. Ti ringraziamo infinitamente di nuovo, Padre, per la vita dei nostri fratelli, per i nostri amici, anche per i nostri nemici. Ti ringraziamo per tutto quello che possiamo fare solo grazie a te e solo attraverso te. Ti chiediamo che tu possa benedire questo culto questa mattina, le nostre vite, le vite delle nostre famiglie. Ti chiediamo anche il perdono dei nostri peccati. Tutto questo lo dichiariamo e te lo chiediamo, te lo imploriamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme al nostro Signore. Amen. Cantiamo, alziamoci in piedi, cantiamo che siamo forti nel Signore, abbiamo le nostre forze, ritorniamo ad avere forze attraverso il Signore quando perdiamo le forze, quando molte volte non ci svegliamo: Signore, non riesco ad alzarmi, Signore, non riesco a fare quello che devo fare, Signore. E che noi possiamo questa mattina riacquistare le forze, essere forti nel Signore, che noi possiamo cantare al nostro Signore con la nostra voce, con un canto di ringraziamento, e cantiamo al Signore questa mattina. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da
se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, 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 oh. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signore, non cambi mai, tu sei da sempre. Se cado mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Oh, 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 Amen. Padre, ti ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo perché tu sei rimasto con noi durante la scorsa settimana. Padre, ti preghiamo che tu possa essere qui in mezzo a noi durante il culto. Padre, ti prego che tu possa parlare ai nostri cuori. Ti prego che tu possa essere qui presente, Padre. Ti prego che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori questa mattina, Padre. Ti prego che i nostri cuori possano essere disposti a sentirti, sentire la tua presenza, sentire quello che tu hai da dire, Padre. Ho paura, non voglio arrendermi, di nulla sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, paura non avrò, so che il debole farai vincitore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto re, la mia vita io consegnata al Signore. E insieme a te, senza paura, vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Che possiamo cantare prossima parte che fa: alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò, Gesù. Che possiamo questa mattina, siamo in pochi,
Quindi se la persona alla destra e a sinistra canta, noi sentiamo. Che possiamo cantare questa mattina con l'allegria del Signore nella nostra faccia e nei nostri polmoni. Amen. Alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa, affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Padre, ti ringraziamo perché abbiamo l'opportunità di venire a te. Padre, ti ringraziamo perché abbiamo l'opportunità di essere qui in mezzo alla tua chiesa, Padre. Ti ringraziamo perché abbiamo un posto per adorarti, Padre. Ti prego che tu possa venire qui, Padre, proteggerci, Padre, che la tua mano possa essere sopra la tua chiesa, che la tua mano possa essere sopra Treviso, Padre, sopra la tua chiesa di Treviso, Conegliano, Padre, le nostre sedi, ma anche nel resto del mondo, Padre, che tu possa essere con noi, che la tua presenza possa vedersi, Padre. Vengo a te, proteggimi, coprimi con la tua mano, Dio, quando la tempesta arriverà. Volerò più in alto insieme a te, salti sopra di ogni avversità. Sarò sicuro in te, Signore. Il mio cuore riposa solo in te. Confiderò nella tua immensa tua, quando la tempesta arriverà. Volerò più in alto insieme
sicuro in te, Signore. È il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio, il luogo santo, la gioia della terra. Grande Signore, Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostiamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. cantiamo che Lui è grande. Grande è il Signore, Lui è degno di ogni lode. La città del nostro Dio è il luogo santo, la gioia nella terra. Grande è il Signore, Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostiamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore,
Padre, che tu possa essere veramente il Re della nostra vita, Padre, che se noi siamo venuti qua non è per sentire delle canzoni, non è per sentire qualcuno parlare, non è per mettere a tacere la nostra coscienza, Padre, ma perché noi sappiamo che c'è qualcosa oltre, Padre, che non è soltanto una routine, non è soltanto un bere, mangiare, andare a lavoro, dormire, Padre, ma sappiamo che tutto questo che noi lasciamo qua morirà con noi, morirà con la nostra carne, ma noi sappiamo che noi siamo qua, Padre, perché noi vogliamo conoscerti di più nel mentre che noi siamo qua, piantare nel mentre che noi siamo qua, vivere il cielo qui in terra, Padre, per far sì che noi possiamo decidere ancora quando siamo, ancora adesso che siamo in tempo, Padre, per poter trascorrere l'eternità in cielo con te. E ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu ci hai fatto ci hai dato durante la settimana, che molte volte diamo per scontato, Padre. Ma se noi non siamo morti è per causa tua, se noi siamo qui, se siamo riusciti a venire fino a qua è per causa tua, se noi abbiamo un posto dove dormire, un cibo da mangiare, Padre, è per causa tua, Padre. E ti ringraziamo, ti preghiamo che possiamo continuare a sentire il tuo spirito, Padre, continuare a sentire la tua presenza in mezzo a noi, Padre. Ti prego di parlarci, ti prego che la tua parola possa venire chiara alle nostre orecchie questa mattina, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Grazia e pace nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Buongiorno a tutti quelli che non ho potuto salutare prima, buongiorno a chi si sta unendo adesso alla live. Noterete i nostri numeri un pochino più ristretti, un culto un pochino più intimo, e salutiamo il nostro bellissimo incontro delle coppie per questo. In verità è una sorta di benedizione vedere la Chiesa così ridotta di numero, perché vuol dire che tanti sono andati all'incontro delle coppie, perciò è comunque un piacere incontrarci così, anche se siamo in meno di quelli che siamo comunemente abituati nelle domeniche. Oggi vi vorrei portare un testo che stiamo facendo parte di una lettera che stiamo già analizzando da diversi sabati nei culti dei nostri sabati, ed è appunto nella lettera di Colossesi capitolo 1. In particolare vi vorrei parlare del versetto 11 e 12, però trovo che per capirli al meglio vale la pena iniziare un pochino più indietro, e perciò voglio leggere con voi dal versetto 9 al versetto 12. Lettera ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 9 al versetto 12, in cui sta scritto: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacerlo in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Preghiamo insieme che il Signore ci possa illuminare attraverso questo testo stamattina. Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, Padre, perché riconosciamo che tu sei grande, tu sei potente, tu meriti ogni nostra lode, ogni nostro onore che noi ti possiamo dare. Ti lodiamo e ti glorifichiamo, Padre, chiedendoti che tu ci possa illuminare attraverso la tua scrittura, che tu possa portare la tua parola qui stamattina, e che tu possa sussurrare attraverso il tuo Santo Spirito ai nostri cuori, in modo tale che possiamo imparare qualcosa di nuovo stamattina su di te, per poterti onorare al meglio, lodarti al meglio e poter seguire al meglio la tua santa, buona e perfetta volontà. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. La lettera ai Colossesi, come buona parte saprà, dato che la stiamo studiando da
diversi sabati all'Aga Move. È una lettera che Paolo scrive alla chiesa di Colosse, che stava affrontando un problema molto importante, che era il problema dell'eresia. In particolare nella chiesa di Colosse c'erano due forti correnti che stavano cercando di sviare i credenti da quella che era la sana e vera dottrina. C'era una corrente di giudei, una corrente di persone che voleva spingere la Chiesa verso le sue radici ebraiche, perciò una Chiesa incentralizzata in quello che erano i riti, in quella che era la formalità, in quello che erano le vecchie leggi che c'erano nell'Antico Testamento, e poi c'era una corrente di persone che invece volevano spingere verso lo spiritualismo, verso correnti dettate dalla filosofia orientale, verso il misticismo, verso un Dio che in verità non si poteva più capire, non si poteva più comunicare, non si poteva più interagire con questa divinità. E quindi Paolo scrive questa lettera appunto per combattere queste eresie. E questa lettera è molto molto bella perché ci spiega effettivamente, ci dà un esempio pratico, palpabile di quello che è il processo per combattere contro un'eresia. Magari alcuni di voi le hanno già sentite nella propria vita. Dire da qualcuno frasi che semplicemente, no, guarda, non funziona esattamente così la fede in Cristo. E com'è che noi combattiamo le eresie? Tornando alle basi. Paolo ce lo mostra attraverso questa chiesa perché il tema centrale di questa lettera è Cristo Signore. L'unicità di Cristo, Cristo l'unigenito, Cristo il Messia, Cristo il nostro Salvatore, Cristo il Figlio di Dio, Cristo, Cristo e Cristo. Paolo ritornerà sempre a parlare di quello che è Cristo. In particolare risponderà a due, possiamo dire, domande fondamentali che ci servono sempre, sia nella nostra vita cristiana, sia quando ci avviciniamo a un dialogo con persone di altre religioni, con persone di altre culture, con persone che magari stanno sbagliando, che hanno imparato una dottrina sbagliata. Chi è Cristo e che cos'è Cristo per certi aspetti? E perciò Paolo, soprattutto durante il primo capitolo, dal versetto 13 in poi, offre quello che è un distillato, offre un concentrato puro di quella che è una delle dottrine più basiche della teologia, la cristologia, lo studio della figura di Cristo, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, che cosa ha detto, che cosa non ha detto, chi è, cosa non è. Ed è un testo molto poetico, possiamo dire. Se poi avete tempo a casa vi invito caldamente a leggere dal versetto 13 in poi, perché in una sorta di poesia Paolo ci offre in pochissime parole che cos'è Cristo. E prima di arrivare a questo centro della lettera, Paolo comunque si sofferma, come al solito nelle sue lettere, aprendo con dei saluti e una preghiera iniziale. Oggi in particolare mi voglio concentrare sull'ultimo pezzettino di questa preghiera, ma riprenderò dal versetto numero 9 per dare un'idea migliore di quello che sta succedendo, perché come abbiamo letto prima Paolo ci dice: perciò anche noi dal giorno che abbiamo saputo questo non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Paolo non smette di pregare, e questo è bellissimo. Paolo e i suoi compagni, come potete notare da quel anche noi all'inizio, perché in questo momento Paolo ovviamente non si trova a Colosse, perché se no non scriverebbe una lettera, si trova da tutt'altra parte e le distanze geografiche all'epoca contavano davvero, non avevano a disposizione la possibilità di mandare un'email o anche una lettera come la intendiamo noi, una semplice raccomandata perché così sono sicuro che arrivi. No, le distanze geografiche davvero avevano un peso abissale nella relazione con le persone. E Paolo apre dicendo: noi, Paolo con i suoi compagni che vengono esplorati in altre lettere, stiamo pregando per voi. Molto bello. E nonostante nei versetti precedenti, nei saluti, la chiesa di Colosse ci viene descritta come una chiesa amorevole, una chiesa fedele, una chiesa piena di frutto, che solitamente sono le metriche che noi utilizziamo per determinare se è una buona chiesa,
nonostante sia una chiesa amorevole, fedele, piena di frutto, Paolo vuole sottolineare che il processo di santificazione che stanno percorrendo non è finito, che il processo di santificazione è qualcosa che continua. Lui non cessa di pregare perché c'è ancora effettivamente del lavoro da fare. Ma vi dico questo non per abbattervi. Davvero il mio desiderio non sarebbe quello di che il vostro spirito sia abbattuto da questa nozione che non arriveremo mai al nostro traguardo. E credo che sia anche la volontà di Dio che questa notizia non ci porti effettivamente un peso nel cuore, ma che anzi ci incoraggi perché noi possiamo guardare fiduciosi verso il futuro. Abbiamo letto qualche domenica fa Filippesi 1, capitolo 6, che è un versetto molto famoso, che parla per appunto di costanza, in cui sta scritto: e ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ora, questo compimento è quello eterno, che riceveremo nella presenza e nel giorno di Cristo Gesù, ma il messaggio chiave è la perseveranza. Io ho fede che chi ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento, continuerà a lavorarci incessantemente. Perseveranza. E come abbiamo letto nel testo di Colossesi, è perseveranza nelle opere buone a cui abbiamo accesso attraverso la sapienza e l'intelligenza che vengono dalla conoscenza della volontà di Dio. E di nuovo ritorniamo a quella che è la nostra base, che è Cristo. Da dove vengono gli strumenti necessari per perseverare? Da Cristo, dalla sua volontà, da Lui. E questo è un tema che noterete ritornerà ancora e ancora, perché uno dei concetti chiave dell'essere cristiano è l'umiltà. Un cristiano orgoglioso è un paradosso, è un ossimoro, non può esistere. Il termine umiltà nel greco è stato coniato, molto probabilmente da Paolo, appositamente per descrivere quella che era la natura di Cristo. La mansuetudine di Cristo era un concetto così fuori dalla mentalità delle persone che hanno dovuto tirare fuori una parola per poter indicare quella cosa, per poter descrivere al meglio quella che è la qualità cardine dei cristiani. E la nostra prima umiltà, il primo oggetto della nostra umiltà è Dio. Dobbiamo riconoscere che Lui è Dio, che è da Lui che riceviamo quello che poi noi facciamo. È da Lui che poi riceviamo gli strumenti per essere perseveranti. Perciò come poter essere più perseveranti? Come posso incoraggiarmi? Come posso continuare nonostante le difficoltà? Avvicinati a Dio, perché è da Lui che riceverai la conoscenza necessaria per essere perseverante. Il versetto 10 poi prosegue con una parola che è stata tradotta in camminiate, che camminiate in modo degno. E questo è un concetto molto poetico, perché Paolo lo utilizza spesso nelle sue lettere. In particolare nella lettera agli Efesini utilizzerà comportatevi in un modo degno del Vangelo di Cristo. Ed è molto bello perché in italiano l'abbiamo tradotto come camminate, come comportatevi, in altre occasioni utilizza dei sinonimi, però la parola in originale greco, in particolare sto pensando a quel piccolo pezzettino in Filippesi, verrebbe meglio tradotta, se così possiamo dire, con esercitare la cittadinanza, esercitare il tuo diritto di cittadinanza, che è un concetto stupendo, perché Paolo ci sta dicendo, possiamo rileggere così il versetto 10, che lui ci dice che ci raccomanda di esercitare la nostra cittadinanza in un modo degno di Dio, in un modo degno del Vangelo di Dio. E questo è molto importante perché tutte queste città erano delle province romane. E nelle province romane erano principalmente conquistate attraverso modi militari, c'era una forte presenza militare e c'erano cittadini romani, stranieri, cittadini che erano lì della zona. E la cittadinanza romana era estremamente importante. Paolo, ad esempio, sappiamo che è morto martire, decapitato, perché la legge romana impediva
che lui fosse crocifisso. Più di una volta Paolo ha potuto esercitare il proprio diritto romano per ricevere un processo giusto. E la cittadinanza romana non era per nulla facile da ottenere. Era più difficile da ottenere di quella italiana, che già quella ogni tanto abbiamo bisogno di 10, 15, 20 anni. La cittadinanza romana, per ottenerla, una persona esterna, uno straniero, aveva bisogno di 25 anni di servizio militare per poterlo ottenere. Oppure doveva essere uno schiavo superiore ai 30 anni, liberato da un padrone attraverso un documento molto, molto particolare. Quindi, quando Paolo ci dice comportatevi in un modo degno della vostra cittadinanza, Paolo sta facendo leva a questa nozione di un qualcosa terribilmente difficile da ottenere, ma che ti apriva il mondo, ti permetteva di viaggiare, ti permetteva di avere un processo giusto, ti permetteva di pagare meno tasse. E Paolo sta parlando, ovviamente, non della cittadinanza romana, ma della cittadinanza che abbiamo nei cieli. Camminiamo in un modo degno per piacerli. Esercitate degnamente la vostra cittadinanza, perché noi siamo cittadini del cielo. E se siamo cittadini del cielo, dobbiamo comportarci come cittadini del cielo, perché, come sapranno bene tutti i cittadini, nel momento in cui ottieni una cittadinanza, tu hai dei diritti e dei doveri. Di conseguenza Paolo ci incoraggia, ci esorta, camminate in modo degno per piacerli. Di nuovo, il riferimento è Cristo. Il nostro obiettivo è piacere a Cristo. Noi camminiamo degnamente portando frutti e portiamo frutti perché Dio ci benedice attraverso la sua conoscenza. Tutto avviene da Cristo, per Cristo, attraverso Cristo, sempre e comunque. L'immagine del cristiano come una pianta è molto comune all'interno della Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento. E qui viene di nuovo risottolineare: dobbiamo portare frutto e crescere. Non possiamo stare fermi. Di nuovo c'è questa idea di costanza, c'è questa idea di perseveranza che Paolo esplora in più delle sue lettere. Frutto attraverso le opere buone e crescere attraverso la conoscenza di Dio. E in che modo li dobbiamo piacere? Ce lo spiega il versetto 11, quello subito dopo, in cui sta scritto: fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Fortificati in ogni cosa. Paolo utilizza spesso questi termini omnicomprensivi, ogni cosa, fortificati nella volontà, fortificati nell'intelletto, fortificati nei sentimenti, fortificati nella saggezza, fortificati nella nostra vita in ogni cosa. Da cosa? Di nuovo, ritorniamo al concetto chiave di questa lettera: Cristo, 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 fortificati dalla sua potenza. Vedete come c'è questo continuo ritorno alla base, alla base, alla base, perché quando noi parliamo a qualcuno di Cristo, o quando dobbiamo difendere la dottrina che possiamo trovare nella Bibbia, dobbiamo sempre cominciare dalle basi. E la nostra base qual è? Cristo. Cristo è sempre Cristo. Dobbiamo ricordarci che quando troviamo versetti come è famosissimo, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, no? che conosciamo tutti di Filippesi 4,13, oppure Dio è fedele, non permetterà che siate trattati, che siate tentati oltre le vostre capacità. Dobbiamo ricordarci che questi versetti non portano tanto alla luce la nostra forza, non portano tanto alla luce le nostre capacità, non siamo bravi, belli e buoni, tali da poter fare tutto questo, ma noi con Dio possiamo ogni cosa. Noi con Dio non possiamo essere tentati al di sopra delle nostre capacità. Perché Dio è al di sopra di ogni cosa, perché Dio è al di sopra di ogni tentazione. Perché Lui è maggiore. Perciò dobbiamo sempre ricordarci che attraverso la sua gloria che riceviamo tutto questo, questi frutti di cui stiamo parlando, questa perseveranza che abbiamo toccato prima, attraverso la sua potenza che i nostri sforzi possono essere premiati. E puntando a quella costanza che abbiamo visto in questi versetti, possiamo dimostrare
la pazienza, perché molte delle caratteristiche di un buon cristiano noterete che sono caratteristiche che hanno senso solo in un contesto lungo. Se una persona, conoscete una persona estremamente iraconda, estremamente arrabbiata, conquistata dall'ira, capace sempre di urlare a qualsiasi errore che gli fanno addosso, e quella persona una volta semplicemente, al posto di sbraitare contro qualcuno che gli ha fatto un torto, decide di girare e di andare via, quella persona non è paziente. È semplicemente successo, wow, qualcosa di diverso. Magari oggi si è svegliato con la luna un po' girata, ma quella persona non è paziente. Per definire una persona paziente c'è bisogno della costanza. Dobbiamo vederla in più situazioni in cui effettivamente ha dimostrato la pazienza. E il versetto 12 conclude come l'Apostolo ha iniziato, con gratitudine. Gratitudine. Perché tutta questa preghiera nasce da un profondo senso di gratitudine di Paolo verso questa Chiesa, perché è orgoglioso, possiamo dire, un santo orgoglio di una Chiesa amorevole, fedele, che porta frutto. Una gratitudine verso il Padre che ha permesso tutto questo, adottandoci e rendendoci cittadini di un regno del quale non facevamo parte e del quale non potevamo fare effettivamente parte. Perciò, tornando indietro e riprendendo di nuovo in mano questo tema, troverete che lo sottolineo più e più volte perché è importante leggere tutta la lettera di Colossesi avendo questo bene in mente, perché è quello che Paolo ci scrive in continuazione. Noi continuiamo a pregare per chiedere a Dio di illuminarci con la sua volontà, che si è già espressa nel Vangelo e che noi possiamo imparare sempre di più ogni giorno attraverso la lettura, attraverso la preghiera. Noi preghiamo, chiediamo a Dio di illuminarci, di darci pazienza, sapienza meglio, e intelligenza, sapere le cose e saperle anche mettere in pratica. Con questa saggezza noi camminiamo degnamente, esercitiamo degnamente la nostra cittadinanza che abbiamo già ottenuto attraverso Cristo, con lo scopo di piacere a noi stessi, con lo scopo di mettere una stellina nel nostro curriculum, no, con lo scopo di piacere a Lui, solo a Lui. E di nuovo, quello che Dio ci dà, noi vogliamo ridarli indietro, vogliamo portare frutti. Chiediamo che il Signore ci benedica con più frutti e il Signore benedice le persone che danno frutto, dandogli ancora più frutto, crescendo, fortificati dalla sua potenza, dimostrando pazienza e perseveranza. Infine, lo ringraziamo. Ringraziamo Dio per averci dato tutto questo. Lo stesso Cristo che ascolta le nostre preghiere, lo stesso Cristo che ci ha fatto conoscere la sua volontà, lo stesso Cristo che ci dà la sapienza e l'intelligenza, che ci fortifica attraverso la sua potenza, questo Cristo ha comprato con il sangue la nostra cittadinanza, ha comprato con il sangue il nostro diritto a partecipare alla comunione dei santi nella luce. Estremamente poetico, perché di nuovo il momento in cui ci entra nella nostra testa molto molto bene il concetto che noi riceviamo da Lui. Il nostro comportamento è per Lui, per piacere a Lui, i nostri frutti sono per Lui e dobbiamo ringraziare sempre Lui, Dio, che ci ha permesso e che ci ha dato tutto questo. Tutte le eresie che noi possiamo trovare crollano, perché in genere tutte le eresie si fondano sulla base che la persona a cui ci sta credendo non sa bene chi è Cristo. Molto semplicemente, pensando di nuovo al misticismo che girava intorno al primo secolo durante il primo secolo nelle chiese primitive. Questa idea di un Dio lontano, di una forza della natura senza nome, senza volto, che semplicemente agiva mentre noi siamo sbaragliati da questo vento del fato. Dal momento che io capisco chi è Cristo, cosa ha fatto Cristo, io un'eresia del genere posso dire non è assolutamente vero.
Come può un vento senza nome, senza volto, potermi amare così tanto da dare suo figlio? Come può questa divinità senza nome a cui non gli interessa del mio futuro darmi tutto questo che io ho accesso oggi? Davanti a quelle persone che magari dicono no, dovremmo seguire questa legge del Vecchio Testamento, dovremmo di nuovo isolarci dai gentili, dovremmo praticare la circoncisione, dovremmo astenerci da certi tipi di cibo, ritorniamo a quella che è la nostra base. Chi è Cristo? Cosa ha detto Cristo? Cristo è quella persona che ha compiuto la legge, che ci ha liberato da questa legge della paura, dell'obbligo, e adesso noi siamo sotto grazia, perciò questa eresia non ci appartiene. Perciò in una semplice preghiera, noterete così, all'inizio di questa lettera, Paolo sin da subito batte su un concetto fondamentale. Facciamo da Cristo, per mezzo di Cristo, col nostro desiderio verso Cristo, con gli occhi puntati verso Cristo, perché riconosciamo che Cristo è stato, sempre sarà. È Cristo che ci dà questi strumenti, è Cristo che ci chiede di fare queste cose ed è solo attraverso Cristo che noi possiamo fare tutto questo. Di nuovo, Cristo, 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 che ci permette, infine, come vediamo nel versetto 12, appunto, di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E Filippesi 3, versetto dal 20 al 21, che l'ho citato poco prima la lettera ai Filippesi, troviamo questo concetto ancora più risottolineato, perché sta scritto: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che gli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E di nuovo un'altra lettera di Paolo, Efesini, capitolo 2, versetti del 19 al 21, in cui sta scritto: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Una frase spiazzante. Noi siamo concittadini dei santi, gli stessi santi del Vecchio Testamento, le stesse persone che hanno fatto grandi miracoli attraverso quello che Dio gli ha dato, noi siamo loro concittadini. Noi possiamo accedere alla loro stessa comunione. Noi siamo membri della famiglia di Dio. Continuando il testo, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In voi pure in Lui, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Perciò quando io penso, soprattutto online, perché passo molto del mio tempo girovagando online per luoghi e valli in cui spesso si va a parlare di teologia, e molte volte spesso sento delle cose che sono fuori, totalmente fuori da questo mondo. Però ogni tanto mi chiedo, ok, io so che sono totalmente sbaragliate queste cose che stanno dicendo, però com'è che io posso effettivamente controribattere? Stanno tirando fuori versetti, stanno tirando fuori i padri della Chiesa, stanno tirando fuori fatti, avvenimenti storici. Com'è che io posso ribattere contro questo genere di eresie, contro questo genere di errori della dottrina? Lettera di Colossesi. Chi è Cristo? Cosa ha fatto Cristo? Quando andiamo a parlare con musulmani, con ebrei, con induisti, con atei, di nuovo il nostro focus è: chi è Cristo? Cristo è quello che ci differenzia da qualsiasi religione. Cristo è quello sul quale ci dovremmo concentrare per dialogare con le altre persone. E Paolo lo riassume, questo concetto di Cristo, di cittadinanza, di santificazione che noi abbiamo accesso attraverso quello che ha fatto Cristo, nel versetto 13 di Colossesi capitolo 1, su quale non toccheremo, ma che è molto interessante perché nella mia Bibbia, nella mia versione della Bibbia, solitamente c'è un piccolo spazietto che divide i paragrafi, e questo spazietto è fra il versetto 12 e il versetto 13. Probabilmente c'è anche un piccolo titolino sopra. Nelle Bibbie più vecchie, nelle versioni in italiano più antiche, invece
E Colossesi ha questo piccolo spazietto che divide i due paragrafi intorno al versetto 11 e 12, in mezzo al versetto 11 e 12. Ed è molto interessante perché effettivamente il versetto 12 lo possiamo sia leggere come la fine della preghiera di Paolo, questo ringraziamento a Dio per averci dato la sapienza, l'intelligenza dei versetti precedenti, la pazienza, la perseveranza necessaria per poter proseguire, per poter amare, essere fedeli, continuare a portare frutto, oppure lo possiamo leggere come la seconda parte del capitolo 1, quella del quale vi ho parlato all'inizio, e che vi invito caldamente a leggere perché è così bella, è così profonda, è così densa di informazioni riguardo al nostro Signore e Salvatore, in cui Paolo ringrazia Dio per quello che è. Ringraziare Dio per quello che ha fatto e ringraziare Dio per quello che è. Sono due dei ringraziamenti più profondi che un cristiano può fare nella propria vita verso Cristo. E Colossesi capitolo 1, versetto 13 appunto ci dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ed è con questo ringraziamento del versetto 12 che io vorrei per l'appunto concludere, perché quello che noi dobbiamo fare in primis quando riconosciamo quello che Cristo ha fatto per noi è ringraziare. Ringraziare. Il regalo, mi sento addirittura male ad utilizzare la parola regalo perché sembra una parola così piccola per contenere qualcosa di così grande, ma questo dono che Dio ci ha dato merita in primis il nostro ringraziamento. Ringraziamento per quello che Dio effettivamente ha fatto nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia. Importantissimo questo tipo di ringraziamento perché, di nuovo, ci ricorda le benedizioni che abbiamo già ricevuto ed è un ringraziamento anche per quello che Dio è, per la natura di Dio, per il solo fatto che Dio è. Noi già dovremmo iniziare a ringraziarlo. E vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi perché vorrei concludere con una preghiera in cui per l'appunto mi vorrei concentrare sul ringraziamento. Un tema molto, molto ripetuto durante questo ultimo weekend della mia vita, però è uno sul quale credo potremmo davvero dedicare intere giornate solo ed esclusivamente al ringraziamento e al ringraziamento. Invito nel frattempo il gruppo di lode qua sopra affinché poi ci possa condurre con il proseguimento del nostro culto e chiudiamo gli occhi, chiniamo il capo e concentriamoci su quello che Dio è e quello che Dio ha fatto. Vi lascerò qualche secondo prima per poi concludere. Padre nostro, noi ti vogliamo ringraziare. Siamo qui oggi riuniti come fratelli, come membri della stessa famiglia, perché noi ti vogliamo ringraziare. Ti lodiamo e ti celebriamo perché ti vogliamo ringraziare e ti rendiamo tutto questo, Padre, perché riconosciamo quello che tu sei. Per tutto ciò che hai fatto nelle nostre vite, Padre, per tutti i miracoli, le benedizioni, tutte le volte che hai guarito i nostri cuori spezzati, tutte le volte che ci hai portato pace in un momento di tempesta, tutte le volte, Padre, in cui tu ci hai dato molto più di quello che potessimo mai desiderare, Padre, noi ti vogliamo ringraziare. Perciò grazie, Padre. Grazie per tutti quei momenti in cui ci hai accompagnato, ci hai rialzato. Ti vogliamo ringraziare, Padre, per
la vita dei nostri fratelli, per le benedizioni che possiamo avere insieme in comunità. Ti vogliamo ringraziare per anche le difficoltà che affrontiamo durante la vita, perché riconosciamo che fanno parte della tua volontà. Perciò ti ringraziamo, Padre, per la sofferenza che abbiamo potuto vivere nella nostra vita. Ti ringraziamo per quei piccoli problemi che abbiamo dovuto gestire. Ti ringraziamo anche per i grandi problemi che ancora oggi ci affliggono, perché ci ricordano sempre di poter venire a te, prostrarci e poterti ringraziare, Padre. Ti rendiamo grazie, Padre, per tutto, per le nostre famiglie, per quello che la nostra Chiesa ha potuto fare, questo luogo di culto. Ti rendiamo grazie per l'incontro delle coppie attualmente in corso. Ti rendiamo grazie per i nostri preadolescenti, i nostri adolescenti, i nostri giovani. Ti ringraziamo, Padre, per i nostri bambini, per tutti i ministeri che la nostra Chiesa ha potuto fare, perché ha ricevuto gli strumenti da te, e noi vogliamo restituire, Padre, restituire a te i frutti che ci hai permesso di portare, e vogliamo crescere nella tua sapienza, nella tua intelligenza, conoscendo sempre di più la tua buona, perfetta volontà, Padre. Noi ti ringraziamo ancora e ancora infinitamente, Padre. Ti ringraziamo per il nostro poi viaggio di ritorno a casa, alle nostre famiglie, alle nostre attività, ai nostri lavori, ai nostri studi. Ti ringraziamo perché sappiamo già, Padre, che tu sarai lì presente con noi ad accompagnarci, e noi ti ringraziamo per tutto questo, per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che sei. Tutto questo noi te lo diciamo solo perché abbiamo acquisito questo diritto attraverso il tuo amato Figlio, attraverso questo sacrificio per il quale continueremo infinitamente sempre a ringraziarti, Padre. Amen. Amen. Momento di decime offerte. Possiamo continuare nel mentre a lodare il nome del nostro Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre. Se chiamo mi rialzerai, tu mi difenderai, custodirai la mia vita. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Oh Dio, tu sei la forza, tu sei la mia speranza. Eterno Dio, eterno amor, fedele sei Signor, non cambi mai, tu sei da sempre.
Ringrazio per le offerte decime che sono state date, Padre. Ti prego che noi possiamo continuare a pregare, Padre, essere fortificati attraverso la tua parola, forti nei tuoi insegnamenti, Padre. Ti ringraziamo, ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Vi rubo soltanto qualche secondino per i nostri avvisi. Abbiamo l'incontro delle donne questo sabato, che verrà a partire dalle ore... È troppo piccolo sto testo, cioè ok che sono orbo io, però... Dalle 3 l'incontro delle donne è un'ottima occasione per poter invitare le vostre amiche, le vostre sorelle, cugine, zie, cognate, nemiche, perciò sarà un bellissimo momento. Verrà a parlare questa relatrice, Isaura, che abbiamo già conosciuto ampiamente, perciò non posso dire vi aspettiamo perché non sono una donna, vi aspettano per l'incontro delle donne questo sabato a partire dalle 3 del pomeriggio qui in questa sala. L'unico avviso che abbiamo... No, abbiamo sabato 6 dicembre, il sabato dopo, alle ore 7, questo gruppo della Chiesa coreana, adesso non mi ricordo quale, ma che verrà per fare questo piccolo spettacolo. Sono circa una quarantina di giovani e di adulti che stanno facendo un po' il giro d'Europa, o forse addirittura anche più dell'Europa, per proporre questi piccoli spettacoli teatrali all'interno delle chiese. Perciò sabato 6 dicembre alle 19 siete tutti caldamente invitati a partecipare, a chiamare come sempre un amico, un nemico, per poter passare insieme questo periodo insieme. Loro saranno insieme a noi durante tutta la giornata, arriveranno sin dalla mattina, perciò anche lì siete invitati caldamente a partecipare a questo evento sabato 6 dicembre alle ore 19. Altro? Qualcos'altro? Un baby shower. Qua lo riesco a leggere meglio. Il baby shower domenica 14 dicembre. Non mi ricordo l'ultima volta che abbiamo avuto un baby shower il 14 dicembre, però domenica 14 dicembre baby shower qui Ho letto Chiesa Battistaga e ho dato per scontato che fosse... Chiedo perdono ai fratelli di Padova, alla Chiesa di Padova, ok? Alle 3 del pomeriggio, perciò se siete qua di Treviso, finito qua, mangiate un boccone, arrivate là alle 2:30, quindi potete fare con molta calma. Alle 3 del pomeriggio di domenica 14 dicembre abbiamo il baby shower della nostra carissima sorella, di cui non mi ricordo il nome. Charlene però è il nome della sorella, non del figlio. Grazie. Della nostra carissima sorella Charlene, che salutiamo con tanto amore e con tanta grazia qui da Treviso, augurandole ogni bene. Credo di aver detto tutto? Sì? No? Ok? Culto di Natale, 25 dicembre, sempre qui in chiesa, la raccolta di tutte le nostre sedi avrà inizio alle 18:30, grazie mille. Siete tutti caldamente invitati per questa celebrazione che abbiamo una volta l'anno. Poi, naturalmente, il nostro culto di Capodanno molto probabilmente cadrà nello stesso giorno dell'anno scorso. Non ho ancora ricevuto conferma, però comunque l'idea è che noi il 31 dicembre ci riuniamo qua a partire da più o meno alle 10 di sera, alle 22, per poter passare insieme questo Capodanno, poterci divertire, poter cantare, poter suonare, poter parlare, poter chiacchierare, poter mangiare insieme e festeggiare insieme come Chiesa quest'anno che abbiamo passato insieme, questo meraviglioso anno che abbiamo passato insieme effettivamente. Perciò per concludere vi invito ad alzarvi in piedi. L'ultima preghiera finale, mi piace sempre seguire le orme dell'Apostolo Paolo, preghiere per iniziare, preghiere in mezzo, preghiere per concludere. È sempre bellissimo poter avere accesso a questa possibilità che abbiamo di pregare insieme come fratelli. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che ci hai dato oggi, Padre, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato
durante questa settimana. Ti chiediamo, Padre, che tu possa benedire adesso i nostri ritorni a casa, le nostre famiglie, i nostri lavori, i nostri studi, affinché tutto possa compiersi secondo la tua volontà, affinché possiamo ogni giorno continuare a portare frutto e crescere nella tua santa parola. Tutto questo ti chiediamo, Padre, insieme a perdono i nostri peccati, in nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, buona domenica a tutti.